L'11ª tappa, che comprendeva le salite di San Leonardo e della Maielletta, è stata risolta da Dancelli a 39 km dall'arrivo, quando il bresciano si è prodotto in un allungo che ha sorpreso il gruppo dei migliori. Questi si erano ritrovati tutti insieme al termine della discesa della Maielletta, dopo che la precedente salita aveva determinato soltanto distacchi di pochi secondi. Tutt'altro che nuove imprese di questo genere, Michele Dancelli si è così lanciato in una fuga di una quarantina di chilometri. Il suo vantaggio è salito sino a un primo 40 secondi, ma la successiva reazione del gruppo proprio negli ultimi chilometri ha ridotto questo margine a 1,20. A una dozzina di chilometri da Francavilla anche Taccone lasciava il gruppo dei migliori per lanciarsi all'inseguimento di Dancelli. L'area di casa, oggi si è corso sulle strade d'Abruzzo, ha ovviamente spronato Taccone a battersi con grande generosità. Il suo è stato uno sforzo molto bello e anche commovente, soprattutto nel finale, quando il gruppo dei migliori si avvicinava sempre più alla sua ruota, mettendo in pericolo il suo secondo posto. Ma torniamo a Dancelli, che in questa tappa cercava evidentemente di recuperare in parte il tempo perduto nel cronometro di martedì. Un forte vento contrario ha ostacolato la sua marcia solitaria nel tratto finale, ma il bresciano è riuscito ugualmente a vincere la frazione e a risalire ben 3 posizioni in classifica generale, passando dall'8° al 5° posto. Ed ecco l'arrivo di Taccone, tallonato a poche decine di metri dal gruppo dei migliori. L'abruzzese riesce a conservare 3 secondi su Basso, che si aggiudica la volata degli eseguitori davanti all'Asa, Van den Bosch, Vitossi, Merckx e gli altri. Domani 12ª tappa, Francavilla al Mare, Loreto, di 175 km.